anticipiamo Franco, visto che si è bloccata la situazione. Allora, Franco Antonio mi sembra sia presente, sì. Libero presente, avvocato Nicola Capozzoli, difensore di fiducia presente, Carfagna Mauro, libero già presente, non comparso, avvocato Alessandro De Angelis, di fiducia presente, Ardovini Emiliano resta assente, avvocati Giuliano Boschetti, Nicola Rivellese. No, ma è dire che c'è una cosa. Bene. E il secondo, Nicola Rivellese, anche il sostituto avvocato Boschetti. Simonetti Claudio, presente. Avvocato Giuseppina Tenga, di fiducia presente. Buongiorno, avvocato. Abukar Ayo Ali, non presente, già presente, oggi non comparso. Avvocato Giandomenico Caiazza. Grazie. Soricelli Elsa Isabella presente. Avvocata Eleonora Nicla Moiraghi presente. Buongiorno. Le società Romana Slot, Contumace, avvocato Giancarlo Felicolo d'ufficio presente. Star Games, società cooperativa, anch'essa Contumace, avvocato Fabio Zoppè d'ufficio presente. Bene, chi vuole iniziare con i suoi testimoni? Lascio il verbale, la rinuncia, avvocato Nicola Capozzoli per sì. Franco, formalizzo la rinuncia al test Baldacchino sì. E insisto invece per l'audizione del test Bianchi che oggi ha giustificato, trasmettendo penso anche via PEC al Tribunale, ma sicuramente a me che ho prodotto oggi. D'accordo. Allora rinuncia l'ispettore Salvatore Baldacchino. E poi abbiamo terminato i testi noi della difesa. Va bene, conferma l'interesse all'esame del test Bianchi, rinuncia. E chi inizia con i testi? Basta che qualcuno inizi. Lei ne ha uno, no, avvocato Moiraghi? Prego. La dottoressa Di Rocco, forse? La dottoressa Di Rocco, Sì. Infatti, adesso volevo... Dunque, i testi che devono essere sentiti per il processo Franco cortesemente attendono un attimo la chiamata all'esterno. Tutti i testi del processo Franco, detto avvocato Tenga. Tanto resta in piedi. Sì, Presidente, preliminarmente deposito la comunicazione di impossibilità della dottoressa Rossella Matarazzo per inderogabili impegni istituzionali. Vabbè, la prossima volta la citiamo noi però, perché sa, prima o poi diventa inderogabile anche la testimonianza. Grazie. Presidente, poi invece per l'altra vicenda della produzione lo facciamo dopo alla fine. Sì. Allora, è testimone, no? Pura. Sì. Vuole dar lettura dell'impegno sì. A dire il vero, cortesemente? Sì. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Ci vuol dare cortesemente nome e cognome, grado e ufficio al quale appartiene? Allora, Di Rocco Marcella, al momento, allo stato attuale, vicequestore aggiunto della Polizia di Stato. In servizio? In servizio presso la sezione DPG della Procura di Roma. Bene. Prego, avvocato. Sì, buongiorno. Avvocato Moiraghi. Senta, dovrebbe gentilmente riferire al Tribunale quanto è a sua conoscenza in merito ai fatti avvenuti il 29 luglio 2016, con particolare riferimento a quello che lei ha vissuto in prima persona e a quanto ha avuto modo di conoscere della condotta specifica in relazione a detti fatti posto in essere dall'ispettrice Soricelli. Allora, relativamente ai fatti avvenuti appunto in quella data, io ricordo che praticamente ero di riposo quel giorno, in quanto lavoravo la domenica, quindi questo sempre secondo quanto mi ricordo. E fui chiamata al telefono dalla dottoressa Matarazzo dicendo che stava avvenendo una situazione un po' emergente. Lei all'epoca che... giustamente ero il funzionario
però diciamo, subito dopo la dottoressa Matarazzo è un altro funzionario che diciamo, nel nostro gergo è 02, insomma, voglio dire, come vice, quindi ero naturalmente successivamente a loro. Ero responsabile all'epoca della giudiziaria, quindi solamente di quel settore, quindi appunto seguivo un po' le vicende inerenti ovviamente la giudiziaria appunto in quell'epoca e quel giorno praticamente ero appunto di riposo, torno a ribadire, a un certo punto ricevetti questa telefonata dicendo che stava, in cui la Matarazzo praticamente mi informava che stava avvenendo un qualcosa di urgente, ecco, senza specificare poi più di tanto, almeno ripeto, poi sempre secondo quanto di mia ricordo, posso naturalmente rammentare. E per cui appunto mi preparai nell'immediatezza e cercai naturalmente di raggiungere, ecco, l'ufficio. Però sempre secondo quanto ricordo, nel frattempo io naturalmente appunto ero a casa, almeno mi ricordo che comunque in ogni caso ricevetti la telefonata appunto di Elsa, della Soricelli, e in cui lei appunto doveva compiere naturalmente un'attività di polizia giudiziaria nei confronti, e a quel punto lì niente, insomma, io ovviamente, insomma, non sapendo nemmeno diciamo di che cosa più o meno si trattava, ovviamente io poi mi andai appunto, provvedei ad andare appunto in ufficio e di lì mi fui messa a conoscenza praticamente di quello che stava realmente appunto accadendo, ecco, quindi trovai la dottoressa Matarazzo, altro personale di altro ufficio che doveva ovviamente appunto poi procedere anche, non dico all'esecuzione, insomma comunque sì, all'esecuzione di quanto era disposto. E che cosa era stato disposto? E la perquisizione nei confronti praticamente io ricordo appunto dei due indagati, Simonetti. Aspetti che non ho sentito. E la perquisizione, decreti di perquisizione da eseguire nei confronti di Soldi e di Simonetti. E quindi niente, per cui ecco appunto, e poi insomma di lì poi appunto non ho proprio un ricordo poi nitido, nel senso che io rimasi, quello ricordo, sempre in ufficio, ovviamente un po' a supporto, tra virgolette, ecco, non intervenni di prima persona in questo tipo di attività, rimasi in ufficio più o meno diciamo così accanto alla dottoressa Matarazzo, in senso un po' accolato, però comunque rimasi proprio fisicamente lì. E poi appunto e l'ordine di servizio alla ispettrice Soricelli da chi venne dato? Guardi, non da me, perché ovviamente io non è che non firmavo anche i servizi, presumo che li avesse firmati la dottoressa Matarazzo, però questo non posso dirlo assolutamente. Lei non era presente? No, io non ero presente, anche perché, le ripeto, io quel giorno ero proprio di riposo, quindi comunque, poi il giorno prima, e che comunque appunto rispetto all'ordine di servizio viene firmato il giorno prima, io non firmavo. No, mi perdonerà, mi sono espressa male io. Sì. Nel senso, lei sa chi effettivamente poi è stato incaricato di cercare, allora partiamo dal principio, sì. Soldi e Simonetti erano in servizio quel giorno? Allora, guardi, che io ricordo, guardi, io al momento, ripeto, però quel giorno stesso io non ricordo che cosa, come erano diciamo comandati, ecco, di servizio, nel senso che se facevano il pomeriggio o comunque, ecco, questo non me lo ricordo, ecco, sinceramente. Erano in ufficio? No, perché poi io quando arrivai loro effettivamente erano in ufficio, poi fui informato ovviamente che Simonetti doveva fare il pomeriggio e Soldi in realtà era fuori provincia, credo, ecco, quindi insomma a casa, in una seconda casa. Va bene. Quindi nel momento in cui lei è andata in ufficio era sì. già in corso la perquisizione a carico di Simonetti, questo lo ricorda o no? Guardi, ricordo che molto vagamente che credo che la Soricelli fosse comunque, appena arrivai comunque fuori al fine di naturalmente di cercare, insomma in qualche modo appunto di supportare naturalmente l'attività. Però ecco, poi io ricordo effettivamente, quindi mi ricordo che non la trovai, almeno questo diciamo è un mio ricordo, e comunque stetti quasi tutto il tempo più o meno nella stanza praticamente del dirigente, con la Matarazzo? Della dottoressa Matarazzo, sì,
più o meno, ecco. Quindi... Ma lei ha avuto dei contatti telefonici con la Soricelli durante quella giornata, per quanto... Quella giornata sì, era sempre durante la mattinata, diciamo prima mattinata, insomma, ecco, adesso l'orario sono sincera, non posso certo. ovviamente ricordarlo dopo questo svariato tempo, però comunque ricordo. E comunque, però ecco, in ogni caso io non mi ricordo che lei appunto era alla ricerca, ma non ricordo proprio il contenuto proprio della telefonata nello specifico, non me lo ricordo, quindi non... E lei era presente quando ci sono state conversazioni telefoniche tra la Soricelli e la dottoressa Matarazzo? Guardi, credo di no perché non ricordo nemmeno questo particolare, sebbene diciamo ero stata anche all'interno della stanza della dottoressa, ma non mi ricordo diciamo questa situazione che è appunto avvenuta in mia presenza. Senta, e la Soricelli era diciamo subito dopo sotto di lei, era sotto le sue direttive? Sì, gestiva anche lei ovviamente dopo di me appunto il settore della giudiziaria. Sì. E sotto la Soricelli c'erano quindi i due agenti che dovevano essere destinatari di questa attività? Sì, subito dopo veniva ovviamente nella scala gerarchica Soldi in quanto sovrintendente e poi insomma anche gli assistenti, gli agenti che comunque successivamente... E la dottoressa, ispettrice Soricelli era quindi solita interfacciarsi insomma con voi superiori rispetto alle attività che svolgeva? Sì. Come erano i rapporti tra la Soricelli e Soldi in particolare, ci interessa? Guardi, raccogliendo anche la confidenza della Soricelli e anche poi, non ricordo se in un successivo momento o in un momento anteriore, i rapporti non erano buoni. Perché c'era stata, a detta della Soricelli, anche una vicenda di natura personale che coinvolgeva il suo figlio adottivo, e questo ovviamente anni addietro, in cui a seguito della quale una vicenda anche molto molto incresciosa, perché comunque era stata un'aggressione fisica piuttosto importante subita dal figlio, la quale a quanto pare Soldi, in quanto non so se era responsabile della squadra, intendo, o comunque in ogni caso partecipe della squadra della polizia giudiziaria del commissariato, a quanto pare non aveva compiuto un operato così completo come doveva essere fatto, e quindi di lì, secondo la confidenza che raccolsi dalla ispettrice Soricelli, praticamente nacquero dei fortissimi contrasti a causa dei quali loro praticamente credo che non si parlarono per un po' di anni. Senta, un'ultima domanda, ma lei ha raggiunto l'abitazione del Simonetti durante le fasi della perquisizione, lo ricorda? Assolutamente no, avvocato, assolutamente no, perché proprio io rimasi all'interno della struttura del commissariato, questo E la dottoressa Matarazzo invece? Guardi, ricordo che forse si era anche, credo, mossa dall'ufficio, però non ricordo se era andata da guardi, non posso dirlo con certezza purtroppo, perché direi veramente una cosa di cui non ricordo, ecco. Forse per un supporto anche di natura, anche in quanto dirigente, però non posso dargli naturalmente questa informazione con certezza. E lei era presente quando il commissario, Silvetti parlò con Soldi? Lei era presente? Telefonicamente, ovviamente. E chi è il commissario? Il commissario si chiama Silvetti? Dico male? Silvetti, il funzionario della squadra mobile in quel momento che dirigeva le operazioni. Non ricorda di questa persona? No, assolutamente no. Ricordo il personale, ma in linea generale della squadra mobile, ma non ricordo. Comunque lei non è stata coinvolta poi sostanzialmente nelle fasi operative? Non più di tanto, molto come assistenza, ma non è che poi mi furono presentati al momento della mia, del mio ingresso proprio nella stanza, ecco, come assistenza, e poi naturalmente fui messa al corrente, però comunque... Però lei non ha svolto nessuna attività, No, assolutamente no. Era presente, ma ero presente, fuori servizio, sapevo sostanzialmente. Esatto, sì, perché comunque certo, naturalmente era un discorso era una vicenda che coinvolgeva il personale anche che gestivo, quindi giustamente come tale sono stata anche chiamata, tra virgolette, in causa, ma non è stata una partecipazione attiva da parte mia. Era semplicemente stata un'assistenza
del momento, ecco, quindi questo ecco ricordo. Ho capito. Va bene, la ringrazio. Altri difensori? Pubblico ministero? Bene, può andare, dottoressa, grazie. Bene, iniziamo con i suoi, avvocato Tenga, prego. Chi? Credo sia la terza volta che manca, ma è ancora a Ponte Milvio o è da qualche altra parte? No, c'è risposto. No, perché ho visto che risponde da una segreteria, risponde una segreteria. Si sa dove? No, perché se sappiamo in che ufficio lavora, la citiamo noi, o la cita il pubblico ministero, che forse è più semplice. Perché. Credo sia vicario della Sì, questore vicario. Questore vicario. No, la prossima volta deve venire, basta. Prego, si accomodi. Ha risposto un consiglio provinciale di disciplina. Allora, buongiorno. Buongiorno, assistente capo della Polizia di Stato Raggi Fabrizio, in servizio al commissariato di Ostia. Vuol dar lettura dell'impegno a dire il vero? Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. Bene, ha già dato le generalità. Avvocato Tenga, prego. Buongiorno, senta, volevo chiedere una cosa. Lei nel febbraio 2016, lei è un agente di polizia, giusto? Sì. Nel febbraio 2016 dove prestava servizio? Al commissariato di Ostia e alla giudiziaria esterna del commissariato. Scusi? All'ufficio giudiziaria esterna del commissariato Lido. Di Ostia. Sì. Senta, lei conosce l'imputato Simonetti Claudio? Certo, lavoravamo insieme nello stesso ufficio. Guardi, la sento male. Infatti si sente poco. Lavoravamo nello stesso ufficio. All'epoca dei fatti? Nel febbraio del 2016 lavoravamo nello stesso ufficio, sì. Senta, lei conosce questa vicenda processuale che la vede coinvolta come testimone? Nel conoscenza dei fatti, sa perché qui è testimone? Sì. Mi può dire, cercando di essere il più preciso possibile, come era organizzato l'ufficio e soprattutto chi potesse più o meno avere accesso agli atti delle indagini che voi svolgevate e di quello di cui vi occupavate? Allora, l'ufficio era organizzato come tutti gli uffici di polizia, nel senso c'era un capo ufficio e dei collaboratori vari. Gli atti, se parla di atti di indagine che si producevano all'interno dell'ufficio, i componenti dell'ufficio e anche i responsabili esterni all'ufficio avevano accesso a questi atti, come sempre, insomma. Scusi, in che termini avevano accesso agli atti? Allora, noi siamo obbligati a riferire, oltre al capo ufficio dell'ufficio, quindi che era in quel caso era il sovrintendente capo Mario Soldi. Ok. Poi abbiamo un caposettore, un vice dirigente, un dirigente, tutta la gerarchia del commissariato, insomma. Senta, in merito alla possibilità dell'uso dei GPS o comunque le modalità con le quali venivano nel vostro commissariato usati questi GPS, ci sa dire qualcosa? Le modalità nel nostro commissariato, nel nostro ufficio, sono le stesse di tutti gli uffici di polizia. Cioè? Nel senso, si fa una richiesta a seguito di un procedimento penale o di un'indagine, si fa una richiesta al PM titolare che autorizza l'installazione di GPS in base agli elementi di prova che scaturiscono sulle persone a cui dovremmo, insomma... Ma a livello pratico e tecnico, nel vostro commissariato, chi se ne occupava e chi era in grado di farlo? No, praticamente proprio, intendo dire. Nessuno, ci sono ditte specializzate che vengono appunto autorizzate e indicate dalla procura, poi viene il tecnico della ditta e monta il GPS, insomma. Sì, scusi. Va bene, non ho altre domande, grazie. Se non ci sono altre domande della difesa, Ministero,
Può andare, grazie. Grazie. Ci fa entrare, adesso le dirà l'avvocato Tenga. Avvocato, chi vuol sentire ora? Sì. Scusi, ci fa una cortesia un attimo, Raggi. Ci fa una cortesia, se ci chiama? Grazie. Si accomodi qui. Aiella Alessio. Vuol dar lettura dell'impegno a dire il vero. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. Ci dà cortesemente nome e cognome e grado e ufficio al quale appartiene. Sono il sovrintendente Paiella della Polizia di Stato, Paiella Alessio, e in servizio presso il 10° distretto Lido di Roma. Bene, prego. Buongiorno, senta, lei nel febbraio 2016, a partire dal febbraio 2016, che qualifica aveva e dove prestava servizio? Ero febbraio 2016, ero ancora assistente capo se non erro, sempre al commissariato Lido di Roma, all'epoca 10° distretto adesso. Senta, lei conosce l'imputato Claudio Simonetti? Sì. Perché lo conosce e in che termini? E all'epoca dei fatti se già lo conoscesse? Sì, ci conosciamo anche prima proprio del servizio, abbiamo fatto le scuole superiori insieme Ah, e poi abbiamo lavorato insieme al commissariato di PS quando sono arrivato io dal 99. Ma lei era in squadra con Simonetti? Sì, per un periodo ho lavorato alla squadra di polizia giudiziaria dove c'era anche Claudio Simonetti. Senta, ma all'epoca dei fatti intendo dire? Sì. Ok. Chi era il vostro responsabile, il vostro capo diretto? Della squadra di polizia Sì. giudiziaria, il sovrintendente capo Mario Soldi. Senta, ma l'imputato Simonetti all'epoca dei fatti svolgeva il ruolo, aveva la qualifica di ufficiale di PG? No, era assistente capo più anziano di me, ma assistente Quindi capo. non aveva questo potere e questa funzione. Senta, invece per quanto riguarda gli atti di indagini, fascicoli e via discorrendo, come eravate organizzati e soprattutto chi poteva avere accesso agli atti, alla documentazione dei diversi fascicoli? I fascicoli che noi trattavamo erano i fascicoli legati alle varie indagini che si svolgevano della polizia giudiziaria, non c'era trattazione di fascicoli con derivazioni diverse. Puoi alzare un po' la voce perché io non sento? Dicevo, i fascicoli che c'erano nella nostra stanza, dove si svolgeva la nostra attività, erano legati alle attività di polizia giudiziaria, erano fascicoli che nascevano e terminavano insomma con l'attività diretta della polizia giudiziaria. I fascicoli erano assegnati alla squadra, non erano assegnati a persona e quindi si trovavano nella stanza, ma ripeto, nascevano e finivano. Senta, la squadra da quante persone era composta? Allora, c'è il sovrintendente Mario Soldi, io, l'assistente capo Simonetti e poi c'era l'assistente capo Bassano Gianluca, poi c'è stato periodi che era implementata l'assistente Raggi e l'agente Circottola Bernardo. Ecco, questi mi ricordo. Mi sembra Ed eravate tutti quanti nella stessa squadra e ubicati, mi passi il termine, nella stessa stanza? Sì, ci alternavamo poi, praticamente quando c'era da fare un'attività, un lavoro che si decideva di fare un'attività quella giornata, era coinvolta tutta la squadra. Quindi possiamo dire che tutti gli uomini della squadra erano intercambiabili per quanto riguarda l'accesso ai fascicoli e allo svolgimento dell'attività? Sì, perché poi comunque ognuno di noi diciamo che portava o delle notizie che poi originavano un'attività e il compimento di un fascicolo, oppure poi stavano nella disponibilità nella stanza, venivano trattati più o meno. Senta, e a livello informatico questi fascicoli, quindi gli atti di indagine, venivano caricati, non so se il termine sia giusto, su un server, voglio far vedere che so, sul computer, cioè dove non Gli erano? atti rimanevano nei computer della stanza. Quindi venivano caricati sul computer, non erano solo cartacei? No, c'erano gli atti venivano conservati, gli atti che si svolgevano, c'erano le varie cartelle, si tenevano con le attività. Cartelle del computer intende dire? Sì, con le attività e più c'era il cartaceo. Ok, senta, questi computer chi aveva accesso?
Chi ci lavorava, chi aveva accesso alla stanza. Chi aveva l'accesso alla stanza o chi aveva accesso al computer? Cioè, Il mi computer. spiego, nell'ambito del commissariato, oltre a tutta la squadra che immagino potesse, lei ha detto che erano interscambiabili, quindi accedere al computer, oltre a questi soggetti della squadra, chi altro poteva, se era possibile, accedere al computer? Chi si trovava, Se lo sa lei, non lo so dire, non so se qualche altro oltre a noi avesse la chiave della stanza. Noi quando andavamo Scusi, chiave fisica della sì, stanza? sì, fisica, la chiave della serratura. Quando si finiva, scusi, l'attività o era finito il turno, perché non si era svolto nulla di particolare, tranne se era un'attività d'antirapina, la stanza veniva chiusa. Gli appartenenti oppure anche chi era transitato nella squadra. Io non so se poi si cambiava la serratura, se ne tirate. Io quando andai via la riconsegnai. Senta, chi era all'epoca il dirigente del commissariato? Il dottor Francantonio. Lei può riferirmi in merito al modo di, rispetto a voi, rispetto alla vostra squadra, il dottor Franco aveva una partecipazione diretta e fattiva o non aveva rapporti diretti con voi? No, i rapporti col dottor Franco, anche in qualità proprio di dirigente dell'ufficio, c'era un rapporto costante e continuo, anche perché eravamo, tra virgolette, obbligati a riferire su eventuali questo attività. Io lo immagino perché eccetera. gerarchicamente è così. La mia domanda era diversa, cioè era un soggetto che era presente fisicamente anche presso la vostra stanza? Sì, in alcune occasioni che io ricordo, sì, stava in stanza, veniva, si parlava. Ho capito, quindi aveva una gestione diretta personale lui? Sì. Ok, grazie, non ho altre domande. Prego. Non ci sono domande agli altri difensori, Pumistero? Senta, ma voi lì avevate postazioni, ognuno aveva la sua scrivania per intenderci, o vi condividevate, diciamo, la stessa postazione No, più personale? ognuno aveva la propria scrivania, più o meno. Sì, più o meno, orientata. sì, Sì, ok, sì, no, quindi diciamo, ognuno aveva la sua postazione sì. di lavoro, perfetto, benissimo. Altra cosa, lei ha detto prima, ovviamente, se faccio un'indagine farò delle SIT, farò una serie di atti che faccio in Word sostanzialmente e li metto in una cartella, cioè sono gli atti di quel procedimento. Sì. Le cartelle, diciamo così, voi avevate una condivisione di cartelle nell'ambito, diciamo, di quelle scrivanie, oppure ognuno aveva la cartellina sua sul suo, cioè voglio dire, utilizzavate un riversamento dei file in un server con condivisione di cartelle da parte di tutti gli agenti, o ognuno aveva la cartella sua, insomma? Allora, guardi, attualmente c'è questo sistema nel nostro ufficio. All'epoca io sinceramente, se questo sistema già c'era o meno in uso, attualmente c'è la condivisione? Sì, abbiamo fatto tutte varie modifiche. All'epoca, se questo sistema già c'era, non lo saprei dire. Le posso dire che io comunque non avevo le cartelle io personalmente, dalla mia postazione, i miei atti non li condividevo, li avevo sul computer, come si può dire, in locale, solo sulla macchina. Ok, quindi mentre adesso, voglio dire, voi avete un sistema che vi obbliga a utilizzare cioè vi obbliga, nel senso che c'è una cartella che è stata denominata, ad esempio, Lido Condivisione, dove ci sono tutte poi sottocartelle dei vari operatori dei vari settori, dove chi vuole, tra parentesi, come dice lei, non è che c'è l'obbligo al momento, riversa i file, eccetera. Noi, per esempio, posso fare dire, come ufficio denunce, ricezione denunce, adesso utilizziamo un sistema addirittura, il MIPG, che è nazionale, dove gli atti vanno riversati comunque a disposizione. Vabbè, così. Va bene, grazie. Se non c'è altro può andare, grazie. Può andare, grazie. Ci sono altri testi? L'ultimo, Presidente. Sì, ci fa entrare, non so come si chiami. Mi sembra che si chiami Raggi? Daniello. Buongiorno. Salve, buongiorno. Vuole cortesemente leggere la formula di impegno a dire il vero? Sì.
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. E cortesemente nome e cognome e grado e ufficio al quale appartiene. Daniele Roffele, sovrintendente capo tecnico della Polizia di Stato. In servizio? Presso il commissariato Lido di Roma. Bene. Avvocato Tenga, prego. Buongiorno sovrintendente, lei ha riferito di essere un sovrintendente ufficio tecnico, capito Sì, bene? faccio parte dei ruoli tecnici della Polizia di Stato. Ci spiega di che cosa si occupa e soprattutto di che cosa, se si occupasse della stessa cosa nell'anno 2016, nel febbraio 2016. Sì, io nel 2016 ero arrivato da 8 mesi. Può alzare per favore anche lei la voce? Sì, allora io nel 2016 ero arrivato da circa 8 mesi al commissariato Lido di Roma, avevo chiesto il trasferimento dall'ufficio del personale via Statilia al commissariato Lido perché abito ad Acilia vicino al commissariato e mi occupo dell'informatica del commissariato. E all'epoca, insieme al dottor Franco, demmo inizio all'informatizzazione di tutto il commissariato Lido di Roma, in particolar modo per la creazione di un dominio di rete. Creazione? Creazione di un dominio di rete. Che cos'è un dominio di rete? Allora, un dominio di rete sono accessi centralizzati che avvengono da un client verso il server, con nome utente e password, condivisione di cartelle, di file e poi tutti i servizi che offre il dominio di rete, tra cui anche siti, magari io do per scontato, servizi di stampa, di file sharing, di stampa, sito interno, intranet, fondamentalmente queste le cose principali. Senta, lei conosce l'imputato Simonetti Claudio? Sì, abbiamo fatto il corso insieme con Claudio. Il corso di cosa? Della Polizia di Stato. Ok, ma all'epoca dei fatti lei lo conosceva? Sì, lo conoscevo, certo. E ci sa dire di che cosa si occupasse il Simonetti, che ruolo avesse e rispetto a lei che rapporti c'erano? Claudio si occupava della polizia giudiziaria esterna, della squadra di PG esterna. Io invece mi occupavo di informatica e i rapporti con Claudio erano buoni, certo. Senta, rispetto alla polizia giudiziaria esterna, quindi alla squadra dove svolgeva la sua funzione l'imputato Simonetti, questo dominio, lei l'ha chiamato dominio di rete, ecco, sì. La polizia giudiziaria, quindi nello specifico la squadra esterna, sì. Come era gestito il sistema informatico per la squadra esterna, se ce lo sa dire? Sì, certo. Praticamente in generale, sia della squadra esterna che degli altri uffici, ogni ufficio ha una cartella sua personale di rete dove accede e memorizza i suoi personale dell'ufficio? Personale dell'ufficio, Okay. cioè tutto il gruppo dell'ufficio hanno la cartella di rete dove accedono solamente loro e così anche gli altri uffici. Senta, e in questa cartella personale, la squadra esterna, lei ci sa dire, se lo sa, che cosa veniva riversato, cosa veniva... No, non lo so, quello è personale. Quello io, Senta, chi aveva accesso in questa cartella personale? Aveva accesso chi ci lavorava, la squadra di PG esterna. Ma ognuno di loro aveva una password, se lo sa, se non lo sa mi dice guardi non lo so. No, ognuno di loro aveva una password per accedere al proprio computer, ogni utente. Come personale? Sì, personale. Ok, come quando... quindi lei non sa se questa password potesse essere scambiata o meno? No, non lo so, questo non lo so. Senta, era possibile eventualmente, se ci fosse stato un accesso, mi passi il termine, abusivo, poi risalire a posteriori a questa cosa o no? No. Senta, che lei ricordi, in quel periodo, parliamo dell'anno 2016, sì. Ci sono stati problemi, sono verificati... All'inizio sì, perché era all'inizio della configurazione di rete, quindi qualcuno mi chiamava per farmi aggiustare il tiro sulla configurazione. La chiamavano per? Dice Raffaele guarda non va bene questo, Raffaele non va bene quello, e io in base a quello che mi dicevano i colleghi correggevo, perché era all'inizio, è come quando si costruisce un palazzo, all'inizio ci sono sempre dei problemi. Senta, ma ricorda per caso se appunto l'imputato Simonetti l'abbia chiamata in merito a qualche problematica? Sì, me lo ricordo, un problema che era successo, che Claudio mi chiamò e io infatti mi stupii. Il problema era, lui mi chiamò e mi disse Raffaele guarda che all'ufficio coordinamento volanti a fianco al mio, dal computer si accede alla nostra cartella. Io dico ma com'è possibile? Non è possibile. Controllo dal mio client, perché era il mio client, dal suo?
client di rete, era il mio computer, che è l'ufficio informatico, per vedere se la cartella della giudiziaria esterna, perché la giudiziaria esterna, come qualche altro ufficio, la cartella è nascosta perché hanno dati abbastanza riservati in rete, quindi vado a controllare ed era nascosta. Dico, come è possibile che si vede? Vado giù, dico, che sia D. E dice, no, guarda, dice? Non ho capito. Cosa stai dicendo? Perdonatemi il dialetto. No, se alza la voce io la sento. Sì, allora dico, Claudio, cosa stai dicendo? Non è possibile, perché insomma delle mie conoscenze informatiche mi fido abbastanza, no, della mia professionalità. Vado sotto e Claudio dice, no Raffaele, guarda, ti stai sbagliando. Dico, fammi vedere. Dice, guarda Raffaele, se tu vai qui, fai start, vai sul menu start di Windows, il tasto destro, esegui, digiti il percorso del server e la mia cartella di rete, si vede la cartella. Dico, no Claudio, non è possibile, vado a vedere, però Claudio aveva ragione. Dico, Claudio, scusami la svista, sono andato sopra e ho corretto l'errore. Quindi, senta, quindi vediamo se ho capito bene, le volanti ha detto lei? Coordinamento volanti, l'ufficio a fianco. Quindi che è un ufficio che non si occupa di giudiziaria? No, è un altro ufficio. Quindi in quel periodo in quell'ufficio delle volanti, tutti i soggetti delle volanti potevano entrare in questa cartella personale? Coordinamento volanti, non coordinamento volanti. Coordinamento volanti, sì, potevano, sì, se sapevano il percorso di rete specifico, sì, perché c'era da fare questa procedura, un pochino più smaliziato, con la conoscenza dell'informatica poteva start esegui / nome del server, nome della cartella e accedere alla cartella, si conferma. Senta, lei mi sa collocare questo episodio in un periodo storico? Io, come ti ho detto prima, era da poco che ero arrivato al commissariato Lido, quindi penso dopo 8 mesi che ero arrivato, credo. Lei quando è arrivato, scusi? Mi sembra nel 2015, 8 mesi prima che succedesse tutto il... Cioè lei 8 mesi prima di quando è successa questa vicenda è arrivato? Sì, sono arrivato. Rispetto a quando è successa la vicenda, riesce a collocarmi temporalmente questo fatto di Simonetti che le ha chiesto l'intervento? No, non ricordo, no, sinceramente non ricordo. Senta, lei riesce a dirmi, se ci riesce, da quanto tempo poteva esserci questa situazione, questa problematica? Come ripeto, era l'inizio della configurazione, magari 2 settimane, 2-3 settimane, perché era l'inizio, quindi era, come dicevo, la configurazione stava iniziando in quel periodo. Quindi, vediamo se ho capito bene, si poteva avere accesso alla documentazione, agli atti della PG, della Polizia Giudiziaria, della squadra esterna? Sì, in quel periodo sì, che non me ne ero accorto sì, sicuramente. Non ho altre domande, grazie. Se non ci sono altri difensori interessati, il Ministero? Due cose. Allora, se ho ben capito, prima del suo intervento, diciamo, non c'era alcun dominio comune e quindi ognuno lavorava in locale. Sì, in locale, esatto. Ognuno lavorava in locale. Lei ha detto, quindi lei costruisce, diciamo, l'architettura. Esatto, l'architettura di rete, l'infrastruttura di rete. La struttura di rete e apre l'accesso a queste cartelle condivise a seconda dei singoli uffici. Perfetto, esatto. Lei quando, la prima domanda che le faccio è, mi ha detto che sostanzialmente aveva realizzato l'architettura. Sì. Quindi da quel momento in poi era disponibile la cartella o le cartelle condivise. Esatto. Passano un paio di settimane, mi ha detto così più o meno. Sì, non so, orientativamente. Non so quello che è, e viene chiamato da Simonetti che dice guarda c'è qualcosa che non funziona. C'è un problema. Perfetto, benissimo. Quindi lei immagino si reca anche in loco, accende il computer, controlla il server, cioè quello che facciamo. Quello che faccio il mio lavoro, insomma. Ma lei o da altre persone, siccome fino a 10-15 giorni prima, cioè fino a che non era partita diciamo, la cartella condivisa, sì. ognuno lavorava in locale? No, non è un fatto di 10-15 giorni, questo è un lavoro che io da quando sono arrivato e commissionato dal dirigente di allora che è il dottor Franco ho iniziato a fare e quindi non è una questione di 15 giorni, era una questione di tempo. Sì, immagino che ci vuole tempo per costruire. Io quello che avevo capito, ma può darsi ho capito bene, che
una volta che lei costruisce, poi, come dire, visto si stampi, nel senso che parte l'organizzazione. Parte l'organizzazione, esatto, sì. Parte l'organizzazione, quindi lei sarà andato dai suoi colleghi dicendo: guardate, adesso avete la cartella condivisa, quindi potete mettere i singoli procedimenti, così la potete vedere tutti quanti, no? Questo è il senso. Esatto. E questa attivazione, la fase operativa, rispetto alla epifania diciamo così, del bug, cioè del difetto, della vista sui diritti di accesso, certo, della cartella. Erano 15 giorni? Sì, potrebbe essere più o meno, 15, insomma, 20 quindi, giorni. da poco, quindi nella fase di start-up io sostanzialmente. In genere, come faccio tuttora, controllo sempre le configurazioni, quella deve essere stata proprio una svista. Vabbè, perfetto, no, quindi stiamo nella fase iniziale, dopo che avevate, è chiaro, lei non è che in un giorno avrà fatto questa cosa, ci ha messo ho finito da poco, a dire il vero. Benissimo. Senta, lei o ad altri suoi collaboratori, altri colleghi, eccetera, avevate effettuato attività di riversamento in condivisa delle cartelle da locale? No. Da locale, la migrazione. Certo, la migrazione è stata fatta, per tutti gli uffici. La migrazione, nel senso che tutto il contenuto del computer, questo voglio dire, perché l'ho capito quello che anch'io ho il doppio sistema, io nel mio computer ho una cartella condivisa e altre 2000 cartelle non condivise. Ok, ho capito. Allora, tutta l'organizzazione di ogni singola macchina, di ogni singolo client, quando il progetto è cominciato a crescere all'epoca, io dissi a loro: ragazzi, questa è la cartella di rete, createvi le vostre cartelle e riversate all'interno del server ciò che ritenete importante, eccetera, eccetera. E quindi loro, gli utenti, diciamo i colleghi, gli utenti, chiamo sempre come gli utenti, hanno riversato dai loro client nella cartella di rete ciò che volevano. Poi ma è chiaro, se avevano altre cose sul locale, ma era questo il discorso. L'attività di riversamento è stato fatto dal singolo utente, diciamo, per quanto riguarda i file che riteneva utili condividere nell'ambito nell'ambito del proprio ufficio. Del proprio ufficio. Ma è chiaro, siamo sempre ad accesso, come dire, ristretto, non accesso comune. Benissimo. E questo mi è chiaro, quindi lei non sa in che misura, che cosa, anche perché poi lei non aveva accesso al contenuto. È una questione di privacy, come dire, lei ha dato le istruzioni, gli input, poi diciamo ok. Seconda cosa. Dunque, la cartella è una cartella nascosta, cioè la cartella della giudiziaria esterna, è nascosta. È nascosta. Come quella del dirigente, anche quella del dirigente è nascosta. Significa che sostanzialmente, mi dica se sbaglio, se io accedo da un computer, diciamo, che non è né del dirigente né della polizia, della giudiziaria, e clicco ovviamente sulle risorse di sistema, di rete, sulle risorse di rete, io quella cartella non la trovo. Non la vede, no. Ok, giusto? Quindi c'è perfetto. E fin qui ci siamo. Io, diciamo, invece l'utilizzatore, cioè Simonetti, se cliccava gli utilizzatori di ogni singolo computer locale hanno mappata la loro cartella di rete, quindi la vedono risorse del computer immediatamente. La rivedono nella risorsa del computer, e questo mi è chiaro. Allora, la domanda è: Simonetti le ha detto, non so se lui sia, come dire, un esperto informatico. Da quando lo conosco no, anzi chiedeva a me tutto. Quindi diciamo è un utente normale, diciamo così, non un esperto informatico. Non è no. E diciamo, come mai Simonetti questo è veramente per capire, cioè come si rende conto lui, gliel'ha detto, del bug di sistema? Si rende conto del bug di sistema perché c'era un'altra collega, Maria Pasquariello, che lavorava all'epoca al coordinamento volanti,
e insieme a lui, non so bene perché, comunque hanno scoperto questo bug, questo buco, e me l'hanno fatto notare. Cioè, quindi perché la Pasquariello delle volanti, diciamo, aveva visibilità sul suo account, ma aveva visibilità, perché era a fianco, quindi io... Sì, ho capito, e dicevo, ma io vedo pure le cose tue, come mai? Questo, esatto, diciamo, esatto, questo è per capire. Ma in realtà lei ha detto che, diciamo, per accedere bisognava fare il comando slash due punti slash slash nome del server slash nome della cartella. Quindi non era visibile? Assolutamente no. Ok, quindi solo facendo tramite start, cioè tramite risorse. Questa procedura, sì. Tramite il menu di Windows, tasto destro sul menu. Sì, no, ma ho presente come si fa, però non capisco perché uno dalle volanti, diciamo, come dire, la domanda mia, ma questo è proprio per capire tecnicamente, cioè normalmente io utente non è che la prima cosa che faccio è dare questo comando, no? Nel senso, non è piuttosto innaturale. Però questo è un comando che si trova scritto da qualsiasi parte su internet, basta un minimo di... Sì, certo. Non è una cosa impossibile. No, non è impossibile. Cioè, lo fa anche mia figlia di 8 anni. No, ma per carità, sono più smart. Quindi ci sono molti poliziotti anche al commissariato che sono molto esperti. Ok, vabbè, no, era giusto per capire come era emersa questa cosa. Va bene, non ho altro, ma era giusto per completare questo quadro che ancora non ho capito la rilevanza, però va bene. C'è altro, Avvocato Tenga? No. Può andare allora, grazie. I suoi testi sono esauriti, salvo la dottoressa Matarazzo. C'erano anche i testi della difesa Ardovini. Sì, ce n'è uno. Ho citato uno, agli altri rinuncio. Benissimo. Facciamolo direttamente entrare, allora non so chi sia, avvocato. Allora, diamo atto che la difesa Simonetti dichiara di rinunciare ai propri restanti testimoni, fatta eccezione per la teste Matarazzo. La difesa Ardovini dichiara di rinunciare ai propri restanti testimoni, fatta eccezione per... Buongiorno, sono l'ispettore Rispoli. Superiore Rispoli Ugo, attualmente in quiescenza. Bene, vuol dar lettura consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Benissimo. Prego. Sì, grazie Presidente. Avvocato Rivellese per Ardovini. Ispettore, buongiorno. All'epoca dei fatti, ha inteso di quale vicenda si parla? Delle vicende che hanno interessato il commissariato di Lido di Ostia nel 2016, tra la fine del 2016? Sì. Lei dove era in servizio e che tipo di mansione svolgeva? Io nel 2016 ero a giudiziaria interna, trattazione di fascicoli, querele, esposti. Non si occupava dei servizi, dell'organizzazione dei servizi? Io sono andato all'ufficio personale il 2017. In ogni caso è stato all'ufficio personale, quindi sa come vengono organizzati i servizi all'interno del commissariato, ce lo può illustrare? Successivamente sono stato all'ufficio personale, sì. Perfetto, ci può spiegare come ovviamente semplificando in maniera rapida, come è organizzata la turnazione sui servizi, lo svolgimento dei servizi? Ogni settore aveva degli orari con turni di 8-14 e 14-20, tranne le volanti che facevano un turno sull'arco di 24 ore, sempre turni di 6 ore al giorno. Chi organizza la turnazione su questi servizi? Sempre l'ufficio personale che in base al personale che ha, se ha bisogno di uno la mattina mette uno la mattina a quel settore e uno al pomeriggio, sempre 8-20 era il turno. Ma è l'ufficio personale che si occupa di distribuire giorno per giorno in ragione anche delle Noi facciamo un programma settimanale, settimanale che disponeva i servizi per tutta la settimana. Per tutta la settimana. Sì. E poi giornalmente se c'erano esigenze particolari si faceva un turno particolare, le cose, facendo delle modifiche. Quindi questi servizi venivano di norma pubblicati con una settimana di anticipo? Sì. E di solito il sabato
venivano pubblicati per l'intera settimana successiva. Quindi ogni appartenente membro del commissariato sapeva che in quella settimana svolgeva quel tipo di servizio. Allora, forte di quello che poc'anzi ci riferiva il test che l'ha preceduta, lei ovviamente non ha ascoltato, però ci spiegava un po' l'informatizzazione del commissariato. All'epoca erano pubblicati in rete questi turni, cioè come venivano comunicati al personale? Sì, a parte si stampava proprio giornalmente il servizio e veniva messo in bacheca che tutti potevano prendere in visione. Questo sempre la settimana per settimana? Per tutta la settimana, e poi anche quelli giornalieri venivano sempre messi in bacheca oppure consultabili a corpo di guardia. Anche condivisi su internet, perché ci diceva che in quel periodo andavano in rete, ma andavano direttamente in questura e erano consultabili direttamente dalla questura tutti i servizi. Quindi di io, tutto il agente personale. del commissariato se avevi la possibilità di entrare in quel programma potevi vedere ma solo il tuo servizio. Se avevi accesso a quel tipo di... Solo il mio servizio? Solo il suo servizio. E questo valeva anche per quelli affissi in bacheca? No, quelli erano consultabili a tutti, perché stavano in bacheca oppure stavano al corpo di guardia. Perfetto. E chiunque passava poteva vedere il servizio. Le volevo chiedere un'altra cosa. Parliamo di tutte, abbiamo capito il meccanismo, cioè di insieme, ma la organizzazione dei servizi riguardava tutte le varie squadre, cioè i vari servizi, volanti, amministrativa. Tutto. Il sabato uscivano i servizi settimanalmente per tutto il personale commissariale. Poi se c'erano delle modifiche ogni giorno venivano apportate. C'era interscambiabilità tra l'agente X e l'agente Y che di norma è addetto all'amministrativa? No, non doveva essere autorizzato dal dirigente per effettuare dei cambi così, dovevano essere solo autorizzati dal dirigente e venivano annotati sul servizio. Perfetto. Non erano previsti. Perché ce l'ha riferito in passato una sua collega, l'ispettrice Ruggero, se non ricordo male, che poi ogni servizio, mi riferisco, che ne so, alla giudiziaria, adesso parlavamo di giudiziaria interna, esterna, amministrativa, poi si organizzava al suo interno sulla effettuazione dei propri servizi, mi scusi il bisticcio, cioè sull'effettuazione dei propri... Se c'erano delle esigenze particolari, tipo una perquisizione il giorno successivo, venivano cambiati gli orari. Se c'era alle 5 di mattina questa operazione di polizia giudiziaria, venivano disposti i servizi dalle 5 di mattina, che ne so, al fine del servizio. Quindi però io lo sapevo il giorno prima per il giorno dopo, per cui veniva sempre annotato sul servizio. Ma se io, il caso che le voglio porre è questo, se io addetto all'amministrativa, oggi ho i miei servizi da fare, non lo so, autorizzazioni, passaporti, dico cose così in libertà, passaporti, ho la necessità o l'esigenza di compiere un certo tipo di verifica amministrativa e mi devo spostare, quindi uscire dal commissariato, andare sul territorio, lo faccio in autonomia? Se quello era attinente all'ufficio, chiunque poteva uscire per esigenze di servizio. Se doveva fare una notifica, se doveva fare un arresto, non è che venivano dall'ufficio personale a chiedere posso uscire, loro erano autorizzati nell'ambito delle proprie competenze. E poi quando uscivano loro compilavano un modulo anche per avere un'indennità, si chiama indennità esterna, al ritorno la compilavano questo modo. Io sapevo che quel giorno quella persona era uscita da quell'ora a quell'ora. E nell'effettuazione di questa attività d'istituto, cioè quella propria del servizio cui erano deputati, erano completamente autonomi? Sì, quello era autonomo, l'ufficio personale non era a conoscenza. Grazie, non ho altre domande. Se altri difensori non hanno domande, il Ministero può andare. Grazie, ispettore. Grazie, buongiorno. All'inizio, ispettore Rispoli Ugo. Ugo, mi pare. Ugo. Sì. Ugo Rispoli. Allora, pubblico ministero aveva delle integrazioni da fare? Abbiamo finito i testi presenti, no? Abbiamo finito i testi, non ce ne sono più. L'altra volta c'è stata una incomprensione, diciamo, probabilmente per una cattiva comunicazione tra me e la segreteria. Sono state prodotte le richieste e le autorizzazioni delle intercettazioni telefoniche
del procedimento per cui adesso è processo. Ovviamente, siccome la correlazione era con la madre, quello che diciamo io ho considerato, ho detto essere la madre di questo procedimento, cioè il procedimento principale, procedimento come dire noto come Eclissi, di fatto il procedimento che poi è sfociato nel processo in Corte d'Assise per 416 bis nei confronti e duplice omicidio nei confronti del clan Spada, una parte del quale peraltro già una sentenza passata in giudicato, cioè quella per il quale fu scelto il rito abbreviato. Ovviamente questi sono, in questo DVD sono contenuti tutte le richieste di intercettazioni, i RIT, le autorizzazioni del GIP e i RIT relativi. È una produzione, diciamo così, gigantesca, nel senso che sono 18 faldoni di intercettazioni telefoniche, ma ovviamente ai nostri fini servono, come dire, solo i link o il momento in cui sostanzialmente è emersa, come dicevo prima, la figura di Carfagna e la correlazione rispetto a questo procedimento. Io mi posso fare, diciamo, chiedo la produzione perché comunque per completezza qui ci sono tutti i procedimenti, tutte le intercettazioni relative al procedimento, chiamiamolo principale, che non hanno direttamente utilità sulle singole posizioni, ma vengono prodotti al fine di dimostrare la connessione, diciamo così, e la gemmazione del procedimento che qui ci impegna. Posso, come dire, riservarmi di produrre una breve nota in cui semplicemente indico quelle che sono, come dire, i provvedimenti che hanno una rilevanza ai fini di questa interconnessione, perché se no è un ago nel pagliaio. Ho bisogno solo di fare questa cosa, la posso, come dire, la posso depositare anche fuori udienza e faccio un avviso di deposito, sarà una nota in cui faccio riferimento al provvedimento del 15 aprile piuttosto che del 17 maggio, eccetera, eccetera. Giusto per... Quanto le serve? Diciamo lo faccio in tempo utile, un po' di tempo prima rispetto alla prossima, dipende quando vogliamo andare alla prossima udienza. Il punto è questo, ci resta in piedi soltanto la lista testi della difesa Ali Abukar, salvo questi due testi, insomma, li dobbiamo recuperare, Matarazzo e sì, per cui è indispensabile. Ecco. Ho capito. Sì. Dopodiché chiedo all'avvocato Cagliazza, che spero sia di interloquire, credo che questi testi siano legati alla decisione in ordine all'utilizzabilità o meno dell'intercettazione. Allora diciamo, noi avevamo... il problema degli esami non si pone più, nel senso che c'è stata chi doveva rendere esame, la resa, no, sì, rimane una quindi testimonianza siamo residua. Addirittura d'arrivo. Qual era l'ipotetica... No, c'è un calendario con una prosecuzione, prosecuzione il 21 di ottobre. 21 di ottobre. Io, come dire, cerco di farla... quindi 20 giorni prima, cioè la deposito 30 settembre 30 settembre no, 30 settembre non ce la faccio, glielo dico subito, perché io tra questa e la prossima settimana non so a chi dare i resti, cioè mi ci devo dedicare un giorno per andare a prendere tutte queste carte. Che lei dici? 5 ottobre? No, se mi dà qualche... 5 ottobre? Sì. 8 ottobre, 10 ottobre? No, ma voglio dire anche 5 ottobre, qualcosa del genere, sì. Sì, almeno qualche giorno in più, perché non... no, ma sarà una... voglio dire, io pensavo veramente una paginetta, cioè nel senso in cui evidenzio... Un post-it. Sì, proprio così. Sì, sul tema, ovviamente se si fosse trattato, come avevo inizialmente inteso alla scorsa udienza, ovvero del deposito al Tribunale dei decreti autorizzativi già contenuti nel nostro fascicolo, che noi difesa ovviamente conoscevamo, o dovevamo conoscere ovviamente prima di
presentare e articolare l'eccezione, ovviamente nulla questio, perché anch'io ho legato, diciamo, dei decreti autorizzativi a sostegno della nostra eccezione. Se ho ben inteso, ma chiedo chiarimenti anche al dottor Palazzi, in questo caso invece si tratterebbe di un deposito di atti che non sono contenuti nel fascicolo di indagine, o ho capito male? No, ma è perché questo viene... Allora, Avvocato, io è per rispondere alle sue eccezioni, no? Voglio essere chiaro, no, nel senso che nelle intercettazioni... Allora, dal primo decreto di intercettazioni telefoniche di questo procedimento si fa esplicitamente nella motivazione sia di questo ufficio che del GIP, si fa riferimento ad altro. Cioè si dice nell'ambito delle... Cioè, voglio dire, c'è in parte motivazionale, ok? Quindi, allora, lei revoca in dubbio, voi avete revocato in dubbio, diciamo, questa liaison tra i due procedimenti, ok? Noi continuiamo a prendere appunti. Allora, diciamo... È una raccolta, siamo già 2 volumi. No, siamo già... no, purtroppo io non posso trattenermi, però mi dispiace. Oggi l'epifania è tornata. Perché no, vabbè, ma quella torna sempre, una volta all'anno. Una volta all'anno. Oggi, quindi, siccome lei appunto, come dire, eccepisce che in realtà non ci sarebbe, è chiaro che io devo andare a prendere qualcosa che esiste nel mondo giudiziario, perché lei invoca questa, mentre io invoco l'unicità ai sensi della Cavallo. Quindi, voglio dire, è chiaro che è documentazione che sta nell'altro procedimento. Ma però allora preciso al Tribunale, nell'ambito di questo fascicolo e di questo procedimento penale, agli atti del fascicolo di indagine erano già presenti decreti autorizzativi del procedimento madre, quello che è stato definito procedimento madre. Allora, io ne ho legati una parte, quelle ovviamente a sostegno, quindi vuol dire che già c'erano, cioè una parte, quindi questo è certo, cioè esistono relativamente al 47, adesso il numero non lo ricordo, comunque il cosiddetto procedimento madre, nel nostro fascicolo, sì, nel nostro fascicolo esistono e sono stati già all'epoca depositati e sempre presenti a sostegno delle intercettazioni telefoniche di cui il pubblico ministero, nella sequela progressiva, diciamo, processuale, ha chiesto ovviamente, sino ad arrivare dinanzi alle signorie vostre, la trascrizione. E quindi vi erano già, corredo, intercettazioni allegate e relativi RIT e autorizzazioni, richieste ed autorizzazioni da parte del GIP, tutte erano corredate, le abbiamo verificate, quindi ciascuna intercettazione di cui il dottor Palazzi ha chiesto la trascrizione era munita della sua richiesta, cioè dell'annotazione di PG, della richiesta del PM e della relativa autorizzazione da parte della dottoressa D'Alessandro. Questo è quello che fa parte del nostro fascicolo procedimentale e processuale. Oggi, se ho ben inteso, per confutare le tesi delle eccezioni che si basano sui decreti del procedimento madre già presenti in atti, il dottor Palazzi ha necessità di attingere ad altri decreti autorizzativi e richieste non presenti nel fascicolo di indagine. È così o ho capito male? Direi perché se fosse così è documentazione che noi non conosciamo, infatti, è una fase di interlocuzione, è giusto riservarla alla difesa per questo. Il pubblico ministero ha diritto di sostenere l'unitarietà del procedimento, a prescindere. Io non voglio impedire la produzione, voglio solo poter riservare una facoltà di interlocuzione su documenti che non conosco, solo questo. E gliela daremo, per cui probabilmente non saremo in grado di sciogliere la riserva il 21 di ottobre, tutto qua. Magari non dico nulla, però. Nel senso che non... perché non li conosco. Ma è chiaro, ovviamente... Non c'è problema, anche perché abbiamo un'altra udienza successiva pure fissata, e quindi... Allora direi, termine fino a vuole qualche giorno in più. Io intanto li deposito oggi in modo tale che tutte le parti hanno la disponibilità. Pubblico Ministero, allora, produce sì. DVD comprensivo di tutte le richieste e le autorizzazioni ad effettuare attività di intercettazione telefonica
rilasciate nell'ambito del procedimento numero 47.000, quel che è? 47412 del 2015. 47412. Vabbè, è un unico licenziamento, prendiamo la copia digitale. No, dopodiché ci farà questa nota in cui seleziona e ci quello che può avere utile, perché evidenzia, qua ci tipo sta dentro di post-it, tutto. quello che ci può interessare. Quelli a sostegno, diciamo. Esatto. Sì. No, ma infatti questo è per completamento, eccetera. Poi, ripeto, lì bisogna spulciarli un attimo, solamente quelli che sono a Però non ha cavallo posto con la questione. La l'attivazione. questione non l'ha posta lei, avvocato, mi pare. Ah, ecco, la questione... Quando chiediamo le copie noi difensori ci fanno pagare tutto il ship. Ah, però una questione che direttamente non vi riguarda, mi pare. Infatti, no? riguarda solo la sua posizione. E anche No, quella... ma è il coro greco, diciamo Però così. c'è una condivisione, una partecipazione. Si sono associati poi. Poi siete associati, quindi avete fatto chi pure voi. determina fino al cosa vuoi, Non 10 è solo ottobre mia, a però, questo vi punto. associaste tutti, 10 pure ottobre articolasti, al fine di segnalare... Però si associavano, quindi anche loro l'hanno fatta propria. Vabbè, tutti quelli che vogliono dire qualcosa lo diranno, al fine di segnalare i punti di interesse rispetto alla questione di inutilizzabilità posta dalle difese. Vabbè, sì, faccio questa notarella. Le difese chiedono di essere messe in condizione di poter interloquire su detta produzione per cui il CD è sin da ora, il contenuto del CD o del DVD è fin da ora estraibile e dopodiché il pubblico ministero magari metterà a disposizione anche questa nota aggiuntiva che intende fare. Diciamo che potete anche interloquire il 21 ottobre se siete in condizione, no? Anche all'udienza del 21 ottobre. Sì, allora, sì. Tribunale conferma l'udienza Ma io poi gliela mando la nota pure senza udienza del 21 chiedere ottobre diritti 2021. Dobbiamo un attimo Me la trasmette, grazie. Sì. Dobbiamo un attimo spostare l'orario anche perché, Avvocato Capozzoli, siamo impegnati con lei la mattina, giusto? Sì, abbiamo anche Corretto? Consip. Sì. Corretto. No? Abbiamo Perronace. Abbiamo la discussione di Perronace, sì, esatto. alle 9:30, sì. Per cui era previsto che questo slittasse dalle 9:30 alle... Quindi il 21 ottobre la depenniamo? No, la stiamo confermando. Cambia l'orario. No, cambia l'orario. Vogliamo mettere ore 11? Sì, tanto io sono qui. Gab. Voi no. Facciamo, siccome abbiamo un'altra cosa, facciamo ore 12. Ore 12, 21 ottobre 2021. Ottava collegiale, allora esame test Matarazzo che... Prego? No, lo cita il Ministero che credo ancora più convincente, anche perché sa come trovarla, dove trovarla, che il Pubblico Ministero si impegna a citare. Sì, sembra una... Sì. Test Bianchi citato a cura della difesa Franco, no? Sì. Corretto? E niente, manteniamo la riserva sui testi indicati dall'Avvocato Cagliazza. Dopodiché contiamo il 26, il 23 novembre comunque di chiudere l'istruttoria e poi faremo il calendario di discussione. Il 23 novembre. A grande richiesta, avvocato. 23. Invita le parti. Ci siamo? No, mi sono perso, scusi, l'udienza successiva quando era? L'udienza successiva era il 23 novembre. Ok, sì, ok. Dunque, se per caso ci fosse una declaratoria di inutilizzabilità, voglio dire, la possiamo, o se la dovessimo fare nel frattempo, la utilizzeremo per altro, perché poi deve cominciare la discussione. Quindi lo scioglimento è il 23 novembre? Se riusciamo a farlo, diciamo, fuori udienza, prima,
Bene, vediamo un attimo che cosa succede anche a perché ottobre. se il 21 interloquiamo certamente non viene sciolto in quella No, impossibile. Successivamente tra il 21 e il 23. Se riusciamo per il sangue. Ok, va bene, altrimenti il 20 e poi un'altra data Sì, per i testi eventuali. Tanto novembre non vi riguarderebbe come discussione, per cui non...